Buonasera da Sicilia 24, i titoli. Sono in gravi condizioni i bambini accoltellati dal padre a Cianciana nell'Agrigentino. L'uomo si è scagliato anche contro la moglie che lo voleva lasciare. La donna non è in pericolo di vita. Stupro di gruppo al Foro Italico di Palermo. I legali dei giovani accusati di aver violentato una ragazza di 19 anni chiedono di nuovo l'esame della vittima in aula. La procura e il suo avvocato dicono no. Interrogato Miccichè, l'ex presidente dell'ARSA, accusato di uso dell'auto blu per fini privati e di aver confermato missioni di servizio mai svolte dal suo autista, avrebbe ammesso alcune delle condotte contestate. Mafia e caccia a Giovanni Motisi, diramato un nuovo identikit dell'ultimo latitante della fase stragista di Cosa Nostra. Il fidato killer di Totò Riina è ricercato da 25 anni. Sanità, 5.000 posti in meno negli ospedali pubblici della Sicilia, pochi medici e infermieri, tagli per 35 miliardi che in 20 anni hanno indebolito la sanità. Catania e i suoi quartieri di periferia, a Librino molti degli alberi piantati sono morti perché non vengono irrigati. Al villaggio Sant'Agata e nel degrado la nuova area attrezzata. Il cielo di San Vito Lo Capo si colora di tantissimi aquiloni grazie al Festival Internazionale. Calcio e la vigilia di Avellino contro Catania, ritorno dei quarti dei play-off. I rossazzurri partono dalla vittoria del Massimino su Telecolor, lunga diretta per seguire la gara. Bentrovati. Rimangono gravi le condizioni dei due bambini accoltellati dal padre assieme alla loro mamma a Cianciana nell'Agrigentino. L'uomo che dopo la furia omicida si era barricato in casa, adesso è in carcere a Sciacca, è accusato di tentato omicidio plurimo e lesioni gravissime. Davide Sardo. Non accettava la fine della loro storia. A scatenare la furia di Daniele Alba è stata l'ennesima lite con la moglie che lo voleva lasciare. Parte da qui la tragedia familiare di Cianciana nell'Agrigentino, culminata nell'accoltellamento della compagna e dei due figli di 7 e 3 anni, che adesso lottano per la vita dopo gli interventi chirurgici all'ospedale dei bambini a Palermo. La moglie, ricoverata e operata a Ribera, secondo i medici non è in pericolo di vita. Terribili i momenti vissuti nel piccolo centro dell'Agrigentino. L'uomo, che dopo aver ferito a coltellate l'intera famiglia, si è barricato in casa e solo dopo 6 ore di trattative e mediazione con un carabiniere si è arreso e consegnato. Daniele Alba viene descritto in paese come una persona violenta ed eccentrica, già segnalato in passato per maltrattamenti in famiglia. Secondo alcuni vicini di casa era riuscito a costruirsi da solo anche un fucile artigianale e di recente avrebbe dato fuoco, apparentemente senza motivo, ad alcuni mezzi agricoli di sua proprietà. Tanti hanno tentato di linciare l'uomo quando è uscito dall'abitazione accompagnato dai carabinieri. Daniele l'ho sempre conosciuto perché quando eravamo piccoli giocavamo insieme. Anita la conosco un po' meno perché è arrivata in Sicilia da poco e non stava qui da tantissimo. Io poi vivevo fuori, quindi non avevo molti contatti, ma lei è una ragazza meravigliosa, stupenda, una brava persona. Io le conoscevo i bambini, però non posso dire che non c'era avvicinamento, però anche lei era una brava persona. Daniele Alba, rinchiuso nel carcere di Sciacca, è rimasto in silenzio. È accusato di tentato omicidio plurimo e lesioni gravissime. A Palermo è iniziato il processo con il rito ordinario ai 6 ragazzi accusati di aver stuprato nel luglio del 2023 una ragazza di 19 anni al Foro Italico. Assente in aula la vittima, i legali degli imputati tornano a chiedere l'interrogatorio della ragazza, ma la procura e l'avvocato della giovane si sono opposti. Emanuela Corsi. È iniziato davanti alla seconda sezione penale del Tribunale di Palermo il processo con il rito ordinario dei 6 ragazzi accusati dello stupro di gruppo di una 19enne avvenuto al Foro Italico il 7 luglio del 2023. In aula anche le 7 associazioni che hanno chiesto di costituirsi parte civile che sono state ammesse. Assente invece la vittima. Durante l'udienza i legali degli imputati, dopo il no ricevuto dal GIP, sono tornati a chiedere l'interrogatorio della giovane che era stata sentita 3 mesi fa nel corso di un incidente probatorio. Il Tribunale si è riservato la decisione
decisione ed ha rinviato il processo al 10 giugno. I difensori hanno chiesto anche la convocazione in aula di un amico della 19enne per riferire di un messaggio vocale ricevuto da parte della ragazza verso l'una di notte di quella sera. Nel vocale di circa 29 secondi lei si sarebbe detta tranquilla e non avrebbe mostrato paura e avrebbe comunicato all'amico che si trovava al Foro Italico e che si sarebbero visti poco dopo. Circostanza che secondo i legali degli imputati dimostra che la giovane era consenziente e che non ha mai chiesto l'aiuto dei passanti mentre andava con gli stupratori verso il cantiere abbandonato dove si è consumata la violenza. Alle 2 sempre la ragazza avrebbe inviato un altro messaggio all'amico dicendo però che non poteva più incontrarlo. Chiesta anche l'audizione di un'amica della 19enne che ha riferito di aver saputo dalla giovane che aveva avuto invece un rapporto consensuale. Richieste alle quali sia la procura che l'avvocato della vittima Carla Garofalo si sono fermamente opposti. Secondo la Garofalo la strategia della difesa è quella di screditare la vittima. La giovane adesso vive al nord Italia dopo aver vissuto in una comunità protetta. Avrebbe fatto alcune ammissioni su delle accuse che gli vengono contestate, quanto emerge dall'interrogatorio di oggi di Gianfranco Micci che è davanti al GIP. L'ex presidente dell'ARS è accusato di peculato e truffa anche per l'uso personale dell'auto blu. Roberta Lunghi. Avrebbe ammesso parzialmente alcune condotte a lui contestate dai magistrati e quanto emerge dall'interrogatorio di garanzia che si è svolto oggi davanti al GIP di Palermo dell'ex presidente dell'ARS Gianfranco Micci che è indagato per peculato e truffa in concorso e del suo autista Maurizio Messina che risponde del reato di truffa. Nell'ambito dell'inchiesta che lo vede indagato, al parlamentare che si era dichiarato pronto a ogni chiarimento davanti al giudice, i PM contestano l'uso illegittimo dell'auto blu, impiegata secondo quanto emerso per fini privati e di avere confermato missioni di servizio mai svolte dall'autista che avrebbe incassato indennità indebite. L'inchiesta della Procura e della Guardia di Finanza non riguarda solo l'auto blu di Gianfranco Miccichè, si indaga anche sulla sua ultima campagna elettorale, quella del 2022, che lo vide candidato sia alle regionali che alle politiche. A Miccichè il GIP ha imposto il divieto di dimora a Cefalù, all'autista l'obbligo di dimora a Palermo e Monreale. Come abbiamo sentito è accusato di aver utilizzato per fini personali l'auto blu e Micci che, contattato dall'agenzia ANSA, ha detto il gatto, perché fra le accuse c'è quella di aver accompagnato il gatto dal veterinario, dice ha 13 anni, sì è vero è stato accompagnato il gatto in auto blu dal veterinario, mia figlia mi diceva di portarlo subito a controllo e onestamente dico che lo rifarei. Se ho commesso forzature nell'uso della vettura me ne assumo la responsabilità, ma ho fatto tutto in buona fede. Non c'è mai stata da parte mia la consapevolezza di commettere abusi. Chiedono giustizia i genitori di un bambino di soli 5 anni morto in seguito a una peritonite acuta 3 giorni dopo la visita dal pediatra che gli aveva diagnosticato una comune gastroenterite. Il legale della coppia, che la coppia vive a Trapani, ha presentato un esposto. Ricercato da 25 anni è stato diramato il nuovo identikit di Giovanni Motisi e caccia l'ultimo latitante nella fase stragista di Cosa Nostra. Il fidato killer di Totò Riina ed ex capo mandamento ai Pagliarelli deve scontare 2 ergastoli. Il procuratore De Lucia si dice convinto, lo prenderemo. Roberta Lunghi. Un fantasma che aleggia su Palermo e che agita i sonni dell'antimafia, ma lo prenderemo, parola del procuratore di Palermo Maurizio De Lucia. Giovanni Motisi, detto Upacchiuni, il grasso e l'ultimo latitante protagonista della fase stragista di Cosa Nostra, considerato il killer di fiducia di Totò Riina per il suo essere pericoloso e spietato. Palermitano, classe 59, latitante dal 1998 e dopo l'arresto di Matteo Messina Denaro è diventato il ricercato numero 1 delle forze dell'ordine. Di professione pasticcere, deve scontare 2 ergastoli per diversi omicidi, tra cui quelli a Palermo il 6 agosto dell'85 del vicequestore aggiunto Ninni Cassarà e dell'agente di scorta Roberto Antiochia, e poi per l'omicidio di Antonino Puccio nel 1989, uno dei protagonisti del complotto contro Totò Riina. Motisi, il cui identikit è stato recentemente ricostruito e diffuso dalla polizia, era fedele ai corleonesi ma con carattere e agire non gradito, al punto da essere destinato
destituito da capo mandamento di Pagliarelli nel 2002. Le ultime indagini hanno smentito che sia morto, ma dove si trova allora? È all'estero oppure nella sua Palermo, secondo la regola che un latitante non si allontana mai dal suo territorio, come ha insegnato la vita di Matteo Messina Denaro. La riprova nel 1999, quando durante una perquisizione nella casa familiare erano saltati fuori dei pizzini fra il latitante e la moglie, Caterina Pecora. I due continuavano a fare una vita normale, parlavano del falegname che doveva venire a casa e del fioraio. Dunque, più che mai, le nuove immagini di Motisi diffuse serviranno alle ricerche, perché finalmente almeno un cerchio si chiuda definitivamente. L'aeroporto di Palermo Falcone Borsellino si rifà il look inaugurando la nuova terrazza e spazi nuovi, tutto in previsione dei grandi numeri dell'estate per venire incontro alle esigenze dei tanti passeggeri. Marco Gullà. Ammodernamento con nuovi spazi dedicati ai passeggeri e adeguamento sismico del terminal. L'aeroporto di Palermo si rifà il look per venire incontro alle esigenze dei tanti passeggeri che circolano al Falcone Borsellino. Questa mattina si è svolta la conferenza stampa sulla conclusione dei lavori del primo lotto, un grande passo in avanti in vista soprattutto della stagione estiva, che per Palermo e il suo aeroporto ha in previsione numeri decisamente positivi. Ci sono ancora 250 milioni di investimenti da fare e quindi sarebbe molto utile se si trovasse subito un partner industriale per proseguire nell'opera di riorganizzazione e di investimento. I lavori riguardano anche la realizzazione di nuovi spazi commerciali, il restyling della terrazza sul mare, l'ampliamento di area airside con il nuovo vancorpo, le nuove passerelle per l'accesso agli aeromobili. Questi investimenti infrastrutturali che effettivamente riescono a restituire qualità nei confronti dei passeggeri di un aeroporto che sta crescendo in maniera assolutamente importante. 68 milioni di investimenti, quasi tutti con mezzi propri, per continuare a far crescere l'accoglienza e l'ospitalità di questo aeroporto. Un aeroporto che cresce parallelamente ai numeri sempre più positivi. Nei primi 4 mesi del 2024 il trend di crescita è già del 10%. Ci sono 5.000 posti in meno negli ospedali pubblici della Sicilia. Meno medici, meno infermieri significa meno cure. Difficile recuperare i tagli per 35 miliardi che in 20 anni hanno indebolito la sanità italiana. Lorena Dolci. La sanità pubblica è malata. 50.000 posti letto persi in 20 anni negli ospedali. Un'emorragia inarrestabile mentre il privato avanza. La Sicilia riflette i dati nazionali. Si sono persi oltre 5.000 letti pubblici. La Sicilia ha dovuto rinunciare a centinaia, migliaia di posti letto perché le politiche dissennate dalla spending review, che sono partite nel 2010 circa, per concretizzarsi nel 2015 col famoso decreto ministeriale 70, doveva portare un riordino della spesa sanitaria, in realtà non ha portato altro che chiusura di ospedale e diminuzione di posti letto. Gli ospedali pubblici in Sicilia oggi sono 67 e 58 è pronto soccorso, divenuti l'unico portale di accesso alla sanità, un imbuto ingestibile, teatro di insofferenze e aggressioni, luoghi infernali da cui sempre più medici cercano di fuggire. E non è solo colpa dei codici verdi e bianchi che affollano le sale d'attesa. Se sono impropri per il pronto soccorso, gli devono dare la possibilità di capire qual è il luogo dove questo accesso è proprio. E la guardia medica non esiste H24. Territorio? Beh, territorio lì il PNRR sta sfornando un sacco di strutture che dovrebbero essere riempite di sostanza, ma anche lì ancora oggi io personalmente non vedo la sostanza quale sarà. Per chi è in prima fila nell'emergenza, il vero problema non è entrare, ma lasciare il pronto soccorso. Sono pazienti che hanno scritto qua devo essere ricoverato, individuo pure la sua diagnosi, non trovo posto e rimane da me dove fa terapia, fa assistenza, tutto a carico del personale di pronto soccorso che viene dislocato dalla sua attività principale. Pronto soccorso. È vero che dagli ultimi 2 anni dopo il Covid lo Stato ha ricominciato a finanziare, qualche piccolo segnale c'è stato di finanziamento, ma ovviamente siamo ben distanti dal colmare quei 35 miliardi che sono stati tolti alla sanità. Nell'ultimo anno sono 800.000 i siciliani che hanno rinunciato alle cure.
Sono quasi 5 miliardi i fondi che arriveranno dal programma FSC. Lunedì la firma dell'accordo fra Schifani e la Premier Giorgia Meloni, che verrà positivamente nell'isola. Ma sulla scelta dei tempi è polemica, con le opposizioni che parlano di spot elettorale. Sentiamo Maglio Viola. Arriva in Sicilia lunedì la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e lo fa per firmare ufficialmente l'accordo sull'uso dei soldi FSC, ovvero il Fondo di Sviluppo e Coesione destinato all'isola. Una pioggia di quasi 5 miliardi di euro sulla quale è stato trovato un accordo fra Palermo e Roma. Accordo già annunciato nelle scorse settimane dalla stessa Meloni a Catania e confermato dal governatore Renato Schifani. Come saranno usati questi soldi lo dicono le bozze di delibera e i piani di intervento caricati sull'apposita piattaforma dei dipartimenti regionali. In generale niente soldi per ricerca, innovazione e digitalizzazione, una scelta destinata a causare polemiche. 300 milioni poi per le imprese, 150 per il turismo, 70 per il settore dell'energia per realizzare 45 impianti. Gli interventi riguarderanno poi cultura e sport per 290 milioni, salute, sanità e interventi sociali per altri 250, oltre a 34 milioni destinati a istruzione e formazione. Ma la parte del leone la fanno due settori: ambiente e clima da una parte, infrastrutture dall'altra. 2 miliardi e mezzo andranno a 241 interventi ambientali, 237 milioni invece a 139 interventi contro i cambiamenti climatici. Per le infrastrutture 1 miliardo e 300 milioni sono quelli destinati al ponte sullo stretto, polemiche annesse, 729 milioni invece per le ferrovie. 95 milioni andranno al trasporto marittimo, 690 per strade e autostrade, divisi in 150 interventi. Lunedì la firma dunque e forse anche qualche ritocco da qui ad allora, ma intanto è polemica non solo sull'uso delle risorse, ma anche sulla scelta di firmare questo documento proprio adesso, un piano che è pronto dal 10 di maggio, con le opposizioni che adesso parlano di spot elettorale ben pensato. La Guardia di Finanza ha scoperto truffe milionarie ai danni dell'Unione Europea. Indagati 7 imprenditori a Palermo e fra loro c'è anche uno che protestava contro la mafia. Simona Mazzone. Una truffa milionaria all'Unione Europea è stata scoperta dai finanzieri di Palermo, che hanno eseguito 7 misure interdittive e il sequestro di 5 complessi aziendali, somme di denaro, beni, quote societarie per un importo complessivo di circa 15 milioni di euro. Gli indagati avevano richiesto e ottenuto contributi pubblici nell'ambito di alcuni bandi e programmi per quasi 5 milioni di euro. Inoltre, secondo le indagini, gli imprenditori avrebbero presentato alla regione siciliana fatture per operazioni inesistenti per circa 10 milioni di euro e altra documentazione falsa per ricevere denaro per spese poi non del tutto sostenute. Fondi pubblici in parte utilizzati per fini diversi rispetto a quelli per i quali erano stati erogati, ad esempio per sottoscrivere fondi comuni di investimento. Gli indagati sono tutti amministratori e legali rappresentanti di società del Palermitano. Tra questi anche Giuseppe Barone, conosciuto nel capoluogo per un camper della legalità parcheggiato in centro e che più volte ha denunciato di essere nel mirino della mafia e sul cui capo oggi, con l'operazione delle fiamme gialle, pendono numerosi reati per truffa. E avrebbe percepito illecitamente finanziamenti comunitari per alcuni terreni nei comuni di Vittoria e Acate, nel Ragusano, un'azienda agricola con sede a Scordia, nel Catanese. Le indagini della Guardia di Finanza di Vittoria hanno scoperto una truffa al Fondo Europeo Agricolo per oltre 650.000 euro. Rinviati a giudizio per truffa aggravata i 2 soci dell'azienda, cui sono stati sequestrati conti correnti, immobili e autovetture. E adesso a Catania e le sue periferie. Oggi vi mostriamo 2 esempi dove i progetti di rilancio valgano pochi mesi e poi cadono nell'oblio. Siamo andati a Librino e al villaggio Sant'Agata. Tonino De Mana. Nelle intenzioni c'è il riscatto della periferia catanese, ma dopo aver intercettato fondi europei per realizzare parchi e zone a verde, tutto o quasi viene dimenticato e poco importa se si tratta di soldi pubblici. Quella che vi mostriamo non è un'area desertica, ma una distesa di piante, oltre 2000 e di varie specie messe a dimora e lasciate al loro destino. Mandorlo tuono, resiste solo quest'alberello, tra l'altro in difficoltà perché la terra alla base è arida, a fronte di migliaia di piante morte o quasi morte. Ci troviamo a Librino, in prossimità del Viale Nitta, ma tutto sembra tranne un'area destinata al verde. Il terreno arido non lascia sperare nulla di buono, la mancanza di precipitazioni, le estate torride alle porte, l'impianto di irrigazione non funzionante fanno il resto, azzerando ogni progetto di rilancio. Vicino alla spina verde di Viale Nitta numero 12 sono stati piantumati
consumati oltre 2000 alberelli, lasciati lì a morire purtroppo perché non irrigati, creando un vero e proprio cimitero delle piante. Tengo a precisare che l'atto di indirizzo politico non è partito dal sesto municipio e pertanto chiediamo alle direzioni che ancora ad oggi non si interfacciano con il Consiglio del sesto municipio di farlo. Da Librino a Villaggio Sant'Agata, anche qui, soldi europei per consegnare ai cittadini un'area attrezzata. A distanza di pochi mesi dall'inaugurazione balzano agli occhi le condizioni di questa panchina smart, ormai inutilizzabile, i giochi già fuori uso e la presenza nelle vicinanze del campo di calcetto di una nutrita colonia di topi. Il video che vi proponiamo è di un telespettatore, questo signore, che ci segnala alcune stranezze. Ci sono più topi che bambini qua e non è giusto mettere i bambini escrementi che ci sono in giro. Anche la luce sono ornamentali, ma non accendono. Perché non accendono? E poi rincara la dose. Ho visto che mancava questo bullone e tra topi, tra queste qua, io non la porto più. All'esterno, questa sì, colpa esclusiva degli incivili, l'immancabile discarica a cielo aperto. Adesso facciamo una pausa, ci vediamo tra poco. A Messina, dopo il taglio del nastro in Villa Dante, è stato inaugurato un nuovo spazio verde. Si tratta del Parco Aldo Moro, un'area della quale molti non conoscevano nemmeno l'esistenza. Sarà un punto turistico per i panorami sullo stretto. Francesco Triolo. Una terrazza sullo stretto, uno spazio che in pochissimi conoscevano sino ad un anno fa. Messina conquista un nuovo spazio verde, un'area per bambini, famiglie, turisti e il Parco Aldo Moro nella zona nord della città, inaugurato dopo 2 anni di lavori ed un progetto da 2 milioni di euro che ha portato alla riqualificazione un'area di 14.000 metri quadri. Il nuovo Parco Aldo Moro si presenta con prati all'inglese, squarci panoramici con vista sullo stretto. Il verde è parte integrante del progetto, un parco per famiglie e bambini, ma anche per amanti dello sport. Polmone verde in centro città, un piccolo gioiellino che dobbiamo trattare, mi auguro, per bene come sappiamo fare noi. Non solo riapriamo un polmone verde per la città, ma riattiviamo una porzione di città che era un po' spenta. Appena sono entrate, bellissime, ci voleva proprio questo polmone verde in città. La conosceva quest'area? Io abito qua a 100 metri, perciò la conoscevo già, diciamo, che era abbandonata, adesso finalmente è fruibile per tutti. Molto bello, io neanche lo conoscevo questo posto e siccome mi trovavo nei dintorni ho preferito venire per vedere il posto ed è incantevole. Per valorizzare non solo il Parco Aldo Moro ma tutti i parchi, i comuni ATM hanno lanciato la nuova linea bus Green Line che collegherà i polmoni verdi e le aree di interesse paesaggistico e culturale della città, un servizio per cittadini e turisti. E adesso a San Vito Lo Capo, dove il cielo si colora di tantissimi aquiloni per il 14° appuntamento con il Festival Internazionale che durerà 5 giorni. Eva Spampinato. Volano tra le nuvole e il cielo azzurro di San Vito Lo Capo e promettono divertimento e meraviglia. Sono gli aquiloni del 14° Festival Internazionale che per 5 giorni animerà il litorale della città trapanese. L'apertura del festival è stata una grande festa per tutto il paese, con la parata della banda e una sfilata istituzionale che ha attraversato le strade di San Vito Lo Capo, sino ad arrivare in spiaggia. Cittadini, famiglie, bambini e tanti turisti, tutti col naso all'insù per vedere le acrobazie aeree di questi oggetti volanti che riportano tutti ad osservare il cielo con gli occhi pieni di gioia. Il Festival Internazionale degli Aquiloni continua a San Vito Lo Capo fino al 26 maggio, promettendo altri giorni di meraviglie e divertimento per grandi e piccini. Breve pausa e poi il calcio. Eccoci al calcio, vigilia di Avellino-Catania, ritorno dei play-off. I rossazzurri partono dalla vittoria del Massimino. Su Telecolor ci sarà una lunga diretta per seguire la gara. Francesco Triolo.
2 risultati su 3 a disposizione. Il Catania al Partenio può contare su vittoria e pareggio, quello che i rossazzurri, in svantaggio per la classifica di fine campionato, speravano alla vigilia del doppio confronto con l'Avellino. Adesso toccherà ai rossazzurri completare il mosaico. Zeoli e la squadra sono ben consapevoli della situazione, stanno lavorando cercando di non lasciare nulla al caso, anche perché l'Avellino dovrà segnare e quindi disputare una partita d'attacco per passare il turno. Troveremo un altro tipo di partita, sarà un altro tipo di partita e noi dobbiamo essere pronti a ribattere colpo su colpo, sapendo che ci sarà il momento in cui ci sarà da soffrire, ma il momento in cui provare a fare male all'avversario. Occorre farsi trovare pronti a arginare l'offensiva erpina e magari sfruttare i pochi punti deboli della squadra di pazienza. L'allenatore etneo dovrebbe continuare a dare fiducia alla difesa a 3, composta da Monaco, Quaini e Castellini, che hanno dato ampie garanzie in queste partite. Sturaro migliora, ma più di una ventina di minuti in un momento di emergenza non potrà fare. Tra i convocati potrebbe esserci anche Peralta, che sta facendo di tutto per recuperare, anche solo per andare in panchina ed essere disponibile per qualche minuto all'occorrenza. Qualcosa Zeoli potrebbe cambiare in attacco, dando fiducia a Marsura o a Chirico accanto a Cianci, oppure scegliendo inizialmente l'esperienza di Di Carmine, salvo poi modificare tatticamente la squadra in corsa. L'orientamento sembra comunque quello di schierarsi inizialmente ancora con il 3-5-2. Il Partenio sarà tutto esaurito, 500 posti disponibili per i tifosi rossazzurri, ma solo per i possessori di tessera del tifoso non residente in Sicilia. Nessuna restrizione per i nati a Catania non residenti in Sicilia. Per il match del Partenio, in programma domani alle 20:30 prevista una lunga diretta su Telecolor dalle 19:30, 4 ore live con diretta stadio, collegamenti dal Massimina, analisi, interviste post partita in anteprima ed i vostri commenti via WhatsApp al numero 342 77 12 855. E questa sera su Telecolor torna Preview, il focus sul match di ritorno dei playoff fra Catania e Avellino, curiosità, statistiche e le parole nel pre-gara di mister Zeoli. Grande spazio anche alla pallanuoto femminile con l'Orizzonte campione d'Italia e al calcio a 5 con la Meta che prepara gara 1 della semifinale scudetto in programma domani alla Pala Catania con Pesaro. Ed io mi fermo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito, buona serata.